Buongiorno, ben ritrovati con Focus. Vediamo subito alcune delle principali notizie di cui ci occuperemo. Intanto la prima pagina del Gazzettino: dalla cima del campanile di San Marco si staccano pezzi, scattano i controlli su cuspide e fondamenta. Ci collegheremo tra poco con Ilaria Marchiori per sapere quali sono le condizioni del Paron de Casa, così si chiama il campanile della Serenissima. E quest'altra tragica notizia: paracadutista morto a 32 anni, la fidanzata dice un sussulto mentre dormiva, così se n'è andato il mio Davide. È successo ad Ospedaletto Euganeo. Ma ovviamente sempre la cronaca al primo posto nei nostri notiziari. Una minorenne è stata molestata su una corriera, le amiche hanno reagito e il responsabile di questa molestia è fuggito, ma è stato preso e denunciato dai carabinieri, e siamo nel Vicentino. Molestie sul bus. È tardo pomeriggio quando un gruppo di giovani si trova a bordo della corriera SVT che da Cornedo Vicentino va a Valdagno. Un uomo di nazionalità indiana si siede accanto a una ragazzina minorenne, approccia l'adolescente prima con sguardi e atteggiamenti allusivi e poi con carezze indesiderate sui fianchi della giovane, che a quel punto protesta e viene subito supportata dalle amiche e dagli amici presenti. Una reazione concitata per cui il molestatore desiste e scende dal bus alla prima fermata di Valdagno, facendo perdere le proprie tracce. Ma la vittima non desiste e in centro storico, quando avvista la stazione mobile del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vicenza, approntata nei luoghi della Movida a tutela della sicurezza pubblica, chiede subito aiuto ai militari, raccontando l'accaduto e descrivendo il molestatore. Immediatamente vengono attivate le pattuglie di Crespadoro e Recoaro Terme, che localizzano il giovane straniero nascosto all'interno di un buio parcheggio seminterrato poco distante dalla fermata dell'autobus. Identificato, lo straniero è stato denunciato per violenza sessuale su minore. Sesso con 2 tredicenni, la procura ha chiesto 6 anni e 4 mesi per un operaio 47enne di origine cingalese. I fatti risalgono al 2020, era accaduto a Conegliano. Le aveva ospitate nel suo garage adibito a stanza da letto per gli ospiti, ma poi in cambio aveva chiesto a 2 tredicenni di avere dei rapporti sessuali. I fatti sono venuti a Conegliano nel 2020. Sotto accusa un operaio di origini cingalesi accusato di violenza sessuale. La procura ha chiesto nei confronti dell'uomo 6 anni e 4 mesi. La sentenza di primo grado in rito abbreviato è attesa per il prossimo 16 maggio. L'uomo nel novembre del 2020 aveva deciso di accogliere le 2 minorenni in quella stanza che era stata adattata e durante la notte avrebbe visto con loro film porno, consumato rapporti sessuali. Non solo, ma avrebbe anche fatto uso di marijuana. A dare l'allarme erano state le famiglie delle 2 ragazzine, non vedendole rientrare a casa. Così l'uomo identificato era stato arrestato. Durante l'incidente probatorio nel 2021 le 2 tredicenni avevano raccontato di essersi presentate spontaneamente alla porta dell'uomo conosciuto la notte di Halloween ad una festa. Il legale dell'operaio, Enrico Dorazio, ora punta ad una riqualificazione del reato da violenza sessuale su minori di 14 anni in atti sessuali con minorenni. Servizio di Daniela Sizzia, maltrattata e perseguitata dall'ex. Una quarantenne di Treviso aveva presentato 2 denunce per maltrattamenti e stalking nei confronti di un 42enne. Lo scorso marzo avrebbe violato il divieto di avvicinamento alla vittima e ai luoghi frequentati, tanto che il pubblico ministero aveva chiesto l'inasprimento della misura cautelare in arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico. Ora il GIP ha consentito a mettergli il dispositivo, mantenendo però la stessa limitazione alle libertà personali, ovvero il divieto di avvicinamento. Venerdì 26 aprile i carabinieri lo hanno convocato per mettergli il braccialetto. Allo stesso tempo anche a lei verrà fornito un dispositivo che registrerà i casi di eventuale violazione. Tanto il 16 maggio prossimo è stata fissata l'udienza per il procedimento relativo a maltrattamenti contro questa quarantenne.
Calci, schiaffi all'ex compagna con la bambina in braccio, poi una testata, un caso di violenza inaudita in pieno centro a Treviso, in mezzo alle bancarelle. È intervenuta un'artigiana per fermare l'aggressione e tutti gli altri sono rimasti a guardare. Ho visto passare una coppia con una bambina in braccio, lui aveva una bambina in braccio e stavano litigando animatamente. Ad un certo punto lui ha tirato un calcio alla signora e poi gliene ha tirato un altro. A quel punto io sono uscita dallo stand dove stavo lavorando, mentre andavo verso gli ha tirato uno schiaffo e subito dopo una testata. Ed è a questo punto che la donna, un artigiano con il suo stand in Piazza dei Signori per la manifestazione del weekend Arte del Gusto, interviene. Gli si avvicina, dice all'uomo di fermarsi e lui per tutta risposta Mi ha risposto che era una vigliacca, perché io non sapevo che cosa era successo veramente e quindi dovevo farmi i fatti miei. La donna, vittima dell'aggressione, scoppia in lacrime, la tensione si alza tra i due, l'artigiana non molla e affronta l'uomo a viso aperto. Attorno si raduna un nuvolo di persone ma nessuno interviene. Sono stata raggiunta da un'altra persona di un altro stand, dopo dalla mia socia, e le persone si sono solo avvicinate, due signori anziani ci hanno fatto manforte. La socia è intervenuta una volta vista la ressa. C'era disappunto tra le persone? Sì, assolutamente, molto stupore e molte persone erano veramente scandalizzate da quanto era accaduto, perché tutti sappiamo delle violenze domestiche e con che frequenza possono accadere, però è strano che capitino proprio davanti agli occhi in una piazza così affollata. Domenica pomeriggio un centro vivace, decine di stand a riempire la piazza, intanto si consuma la violenza. Si scoprirà poi all'arrivo delle volanti che la donna è l'ex compagna dell'uomo, la piccola, la loro figlia, e la violenza è perpetrata nel tempo. La signora è passata da noi a ringraziarci e a spiegarci un po' com'era la sua situazione. Le abbiamo consigliato di rivolgersi a delle associazioni antiviolenza. Nel caso in cui ci siano violenze domestiche l'avvocato è gratuito, quindi gli abbiamo spiegato questo perché la signora era in difficoltà a livello economico. La polizia ha steso un verbale, la vittima, confortata, si allontana con la bimba ancora in lacrime in braccio. Sarebbe andata a sporgere denuncia, promette a chi le è corsa in aiuto. Poi andremo in diretta a Treviso da Christian Arboit per una sessantenne che è stata accerchiata, insultata dalla solita baby gang. Tra poco in diretta. Vediamo intanto i titoli del Corriere del Veneto. I bambini disturbano i vicini, la scuola sposta la ricreazione in un angolo del giardino. È accaduto a Treviso. E poi la polemica sugli alloggi popolari dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Zaia ribadisce: più punti a chi risiede qui da più anni. Prima i veneti e non coloro che chiedono un alloggio popolare senza essere mai stati qui sul territorio. Venezia, il sindaco Brugnaro: si parte col ticket, così la città sarà più vivibile. Per entrare a Venezia, ecco come funziona, lo spiega il Corriere del Veneto con un vademecum. E la vicenda di Vicenza: c'è stato il sì alla clausola antifascista e i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia hanno lasciato l'aula. Cacciari: ma quale percorso fascista? Quella che serve è una vera opposizione. Parleremo di questo ed altro questa sera a Focus. Le truffe ai danni degli anziani: 2 trevigiane sono state identificate e poste agli arresti domiciliari. I fatti sono avvenuti in Valpolicella, in provincia di Verona, nell'agosto del 2023. Le 2 donne di 44 e 59 anni si sono presentate a casa di un 99enne con una scusa e sono entrate rubando all'uomo soldi e carte di credito. Inchiodate dai sistemi di videosorveglianza della zona, le 2 sono state identificate e denunciate per truffa e indebito utilizzo di carte di pagamento. Le indagini sono dei carabinieri. Fate attenzione soprattutto ai finti tutori dell'ordine. Arrivano finti carabinieri, finti poliziotti che dicono: guardi, sua figlia ha avuto un incidente gravissimo, abbiamo bisogno di soldi per i soccorsi, non ci cascate, non ci cascate. E infatti la truffa del finto incidente: a Pordenone una
34enne ha consegnato 75.000 euro in 2 ore ad un uomo che si era presentato come un colonnello della Polizia di Stato. L'uomo è stato arrestato, incastrato da una banconota, e questa volta il colpevole è stato arrestato, ma il più delle volte la fanno franca. Mi state togliendo tutto, mi avete tolto anche l'oro che avevo conservato, che rappresentava per me un ricordo di famiglia, lasciatemi almeno 10 euro per poter fare la spesa. È stato proprio grazie a quella banconota da 10 euro che gli uomini della scientifica sono riusciti a risalire all'uomo che in 2 ore, il 23 febbraio scorso, è riuscito a portare via un'anziana di 84 anni residente a Pordenone la cifra di 75.000 euro più svariati oggetti preziosi. La truffa è partita da una telefonata alla donna arrivata sul numero fisso. Dietro la cornetta un 41enne residente nel napoletano che si era presentato come un colonnello di polizia. Alla signora ha riferito che il figlio aveva provocato un incidente stradale investendo un motociclista e rischiando fino a 10 anni di carcere, ma era tutto falso. È così però che l'anziana, per tutelare il congiunto, consegna all'uomo in 4 separate occasioni nell'arco di 120 minuti prima 15.000 euro, poi i gioielli e in 2 volte la somma di 30.000 euro, praticamente i risparmi di una vita, con una tattica che sta prendendo sempre più piede. È spacciato, come spesso capita in queste truffe nei confronti degli anziani, viene simulato che è un rappresentante delle forze dell'ordine e che il figlio ha commesso qualcosa di grave che loro possono mettere a posto con una cospicua somma di denaro. La donna, sotto shock, racconta tutto al vicino di casa che a sua volta avvisa il figlio. Da lì in pochi minuti la denuncia in questura e il via alle indagini con la consegna dei 10 euro. Una volta identificato, l'uomo è stato raggiunto da un provvedimento di arresto disposto dal GIP del Tribunale di Pordenone. Il 41enne si trovava già in carcere a Verona per un fatto analogo commesso il 5 aprile scorso in provincia di Trento. I casi di truffe sono ormai molto frequenti, da qui l'appello delle forze dell'ordine. Assolutamente di essere diffidenti e di non aprire la porta di casa a persone sconosciute. Questo è il mio appello, perciò ci tenevo a metterci la faccia quest'oggi e a raccontare questa storia che, credetemi, in 35 anni di polizia raramente mi è capitata, e fare un appello a tutte le persone non più giovanissime di diffidare rispetto agli sconosciuti. Diffidare degli sconosciuti. Dalla nostra redazione di Pordenone, in regia oggi qui a Focus CG ci sono Italo Morao e Renato Capoi. Adesso andiamo in diretta a Treviso, a Santa Maria del Rovere, perché un'anziana è stata accerchiata e insultata da una baby gang. In diretta Cristian Arboi. Sì, direttore, buongiorno. Questo è uno dei risultati della serata di follia vissuta ieri in Piazza Martiri di Belfiore. Porta rotta, entrare e uscire da dietro. Un portone, il portone di un condominio, il condominio Belfiore, preso letteralmente a calci e pugni da un gruppetto di ragazzini, 6 ragazzini, di questi 2 ragazzine. Praticamente hanno cominciato a imprecare, inveire e poi a colpire con calci e pugni questo portone. Una serata molto concitata, finché non è intervenuta una signora, la signora Schiavon, che tenteremo nel corso della giornata di contattare. Con ogni probabilità si trova in caserma. Questa signora, che con il marito non solo ha allertato il 112 ma poi anche rincorso questi ragazzini. Ce lo conferma, la ringrazio davvero, la signora Irma, che è una residente, una vicina di casa della signora Schiavona. Lei ha sentito battere ieri sera? Cosa ha sentito? Ho sentito dei colpi, però dopo la signora Schiavone si è affacciata al poggiolo e lei ha visto una signora che passava con un cagnolino, ha detto che c'erano dei ragazzini che picchiavano il portone. Allora sono scesi, il marito li ha seguiti i ragazzini per fermarli e la signora ha chiamato le forze dell'ordine e perciò sono stati tutti al bar nella piazza, tutti riuniti insieme. Ecco, direttore, ti mostro con Nicoletta Rizzetto la traiettoria.
Maria, questo è il condominio ovviamente, e poi i ragazzini si sono dati alla fuga verso il bar, abbiamo parlato anche con il titolare, lì sono stati raggiunti non solo dal marito della donna ma anche dalle forze dell'ordine. C'è stata un'ampia mobilitazione, polizia locale, carabinieri, polizia di Stato. Alla fine del caso si stanno occupando i carabinieri. Qui siamo vicini alle poste appunto di Santa Maria della Rovere, e la signora Irma adesso ci porta in un posto particolarmente noto soprattutto a questi ragazzini, perché questi ragazzini che hanno colpito ieri sera non sono facce nuove, parliamo di minorenni sostanzialmente che solitamente stazionano in questa zona, signora Irma. Sì, in questa zona sotto questo portico sono quasi tutti i giorni alla sera e fanno di tutto, saltano il cancello, vanno dentro nel cortile, fanno di tutto. Una volta ecco, e questo è il posto dove loro si radunano. Ecco, e questi sono i segni. La signora Irma non solo mi raccontava poco fa che solitamente qui è molto più degradato, probabilmente ieri sera qualcuno ha messo a posto anche un po' la zona. Qui negli anni scorsi era esploso anche si era sviluppato un incendio. Sì, un incendio dietro, perché c'era delle cose, hanno saltato il cancello ed hanno dato fuoco le cose che erano delle poste, come armadi, robe che erano lì, adesso hanno portato via tutto. Senta signora Irma, poi c'è anche un altro fatto. Nei mesi scorsi, non sappiamo se questi o altri, ma probabilmente questi erano saliti anche sul tetto del condominio, quindi si sono introdotti senza averne autorizzazione all'interno del condominio e hanno raggiunto il tetto. Sì, è vero, questo qua li abbiamo visti ascendere perché hanno sentito dei rumori, hanno trovato, facevano di tutto e hanno un po' anche fatto un po' di tutto di sopra, li abbiamo chiamato la polizia e dopo li hanno indagati. Ecco, quindi più volte avete contattato la polizia, lei mi dice però anche, ci tengo a dire che questa è una zona monitorata. Sì, tanto, perché qui c'è di tutto, però adesso che hanno rifatto la piazza c'è molto più ordine, anche perché la polizia segue molto. Questo ci sono proprio ragazzi che esagerano, ieri esagerato. Adesso siamo senza portone e abbiamo anche un po' paura perché possono entrare a tutte le ore. E questo appunto è uno dei temi, insomma la paura è proprio questo. È proprio vero, in questi anni, è vero. Allora io signora Irma la ringrazio, complimenti per i suoi 87 anni. Grazie. È da 60 anni che abita qui? Sì, io sono venuta quando il condominio era nuovo, nel 60. Nel 60 sono venuta. E quindi ne ha viste qua? Ho visto di tutti i colori. E come sono i giovani oggi? Non lo so, perché non si vedono neanche più, fanno solo quelle cose che ha visto fino adesso. Ecco. Grazie signora Irma, grazie davvero. Allora direttore, questo è il quadro, questa è la fotografia che ci ha scattato la signora Irma nel corso Schiavon e il marito. Torniamo quindi a parlare di disagio giovanile, di degrado, di baby gang, e i carabinieri stanno facendo ovviamente tutti i rilievi del caso, si sta muovendo anche la procura dei minori. Per il momento da Piazza Martiri di Belfiore qui a Treviso è tutto, con Nicoletta Rizzetto, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie Cristian, grazie Nicoletta Rizzetto. Andiamo a Padova, dove è ancora ricoverata in ospedale l'83enne che era stata aggredita dai suoi cani in casa. Le sono stati amputati un braccio e l'avambraccio. I carabinieri insieme alla polizia provinciale hanno sequestrato gli 8 animali e non si esclude che in questa abitazione la vittima avesse così creato in qualche modo un allevamento di cani. Vediamo.
Eccolo i cani che hanno aggredito un 83enne padovana all'interno della sua abitazione di Mortise, nella periferia di Padova. I cani, che in realtà sono 8, sono stati prelevati dalle autorità veterinarie e portati via dall'appartamento. Un'operazione che si è protratta per un paio d'ore e ha visto impegnati i carabinieri, la polizia provinciale e i veterinari dell'ULSS. La prima ad uscire è stata Kira, che è stata anche offerta in regalo su un sito di commercio online. Un'operazione portata a termine in sicurezza, con gli animali trasferiti nelle strutture veterinarie in attesa di ulteriori accertamenti e della decisione sulla loro sorte. Intanto sul fronte giudiziario risulta indagata la figlia dell'83enne per lesioni colpose gravissime e malgoverno di animali. C'è infatti da chiarire la dinamica e che cosa abbia fatto scattare l'aggressione, che pare si sia consumata quando la postina ha suonato il campanello, sentendo poi lei stessa le grida della vittima, lanciando l'allarme. L'anziana, che ha subito lesioni gravissime e che ha perso entrambe le braccia ed è ancora ricoverata in ospedale, era stata soccorsa dai carabinieri di Padova, che entrati nell'appartamento hanno trovato la donna a terra, priva di sensi, hanno allontanato i cani e chiamato subito i soccorsi. Trasportato d'urgenza in ospedale, ha subito l'amputazione dell'intero arto superiore destro e dell'avambraccio sinistro. Tra le ipotesi che stanno serpeggiando in queste ore, anche la possibilità che nell'appartamento ci fosse un allevamento abusivo di cani. L'autopsia sul bambino che è stato travolto e ucciso dal papà Dosson di Casier. Ad uccidere il piccolo sono stati gravi lesioni, e tra questi un gravissimo trauma cranico, e dovrebbero svolgersi i funerali venerdì prossimo. Un trauma cranico gravissimo che non gli ha lasciato scampo è la causa della morte del piccolo Matteo Vidali, il bimbo di 1 anno e mezzo travolto dall'auto del papà. Ora sarà una perizia cinematica a stabilire l'esatta dinamica della tragedia. Si dovrà accertare se il piccolino fosse in piedi o chinato, se fosse visibile al guidatore o in un punto dell'auto impossibile da poter vedere. Il papà è stato indagato per omicidio colposo, atto dovuto per permettere tutti gli accertamenti del caso. La famiglia si è affidata all'avvocato Alessandro Rinaldi. Il grave incidente è accaduto domenica 14 aprile. I genitori avevano deciso di fare una passeggiata. Tutto è accaduto in un attimo. Il padre stava effettuando con l'auto una manovra in cortile. Il piccolo Matteo ha rincorso il pallone che sarebbe finito sotto la vettura. Una manciata di secondi, la corsa del bambino verso il pallone e l'urto violento contro la macchina. I genitori, sconvolti e sotto shock, hanno preso Matteo tra le braccia ed è iniziata la corsa disperata all'ospedale di Treviso. Secondo l'autopsia, con quel trauma cranico profondo ed esteso, sarebbe stato difficile salvarlo, ma i medici del pronto soccorso hanno tentato l'impossibile facendo ripartire il cuore. 2 giorni dopo, martedì 16 aprile, le speranze si sono infrante contro la realtà. Matteo non ce l'ha fatta. Ora vivremo per la sorellina, ci ha spiegato tra le lacrime il nonno, incredulo di fronte ad una disgrazia tanto grande. Il sindaco è in contatto costante con la famiglia e si è detto disponibile a sostenerla in qualsiasi modo. Il servizio di Daniela Sizia, ed è polemica sugli autovelox non omologati, con molti automobilisti che chiedono di essere rimborsati, ma il sindaco di Treviso Mario Conte rimane dell'idea che gli autovelox, almeno a Treviso, debbano essere mantenuti in funzione. Nessun autovelox in Italia è a oggi omologato, motivo per il quale il pronunciamento della Cassazione, che giudica illegittime le sanzioni combinate attraverso questo strumento, è per chi prende le parti dei multati una questione di giustizia e per gli enti locali un tilt normativo che andava evitato. Ospiti al ring l'avvocato trevigiano Fabio Capraro e il perito Giorgio Marcona, da sempre in prima linea sul tema, hanno parlato di un vero e proprio terremoto. Con questa sentenza qual è la novità? Che a fronte di certi discorsi per me garibaldini, dove si voleva equiparare autorizzazione e omologazione, spiega perfettamente. L'omologazione è un di più dell'autorizzazione, perché ci sono delle norme tecniche che devono essere rispettate. Ma quanti autovelox in Italia sono autorizzati e non omologati?
tutti. A me non risulta che nessuno è stato omologato perché mancano le norme di attuazione. Non è peraltro detto che gli apparecchi attualmente impiegati sulle strade possiedano davvero i requisiti previsti dall'omologazione. Per Giorgio Marcon non ce li ha praticamente nessuno. Se io fossi un sindaco, io posso parlare. Spengo gli autovelox. Io ho preso atto, ammesso e non concesso che non lo sapessi prima, che nessun comandante, il mio comandante di polizia me l'avesse detto, io per non sapere né leggere né scrivere bloccherei subito gli autovelox. Va bene, per lei? Io sto collaborando con un'indagine della Guardia di Finanza. Quei comuni che sono indagati hanno già fatto denuncia praticamente alla casa costruttrice che gli ha venduto gli autovelox. Comuni doppiamente beffati dunque, ma questo polverone che ha preso ormai dimensioni nazionali, secondo il sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto Mario Conte, non solo è immotivato, essendoci anche sentenze diametralmente opposte, ma andava scongiurato da parte dei giudici della Suprema Corte. E mi appello al governo perché venga fatta chiarezza da un punto di vista normativo. Basterebbe equiparare, esattamente come aveva proposto il ministro Salvini, autorizzazione ed omologazione e il problema è risolto. Però io metto al centro la sicurezza stradale dei nostri cittadini. Oggi cavalcare questi cavilli normativi, come troppi avvocati stanno facendo, significa mettere a repentaglio la sicurezza dei nostri cittadini. Ne vale la pena? Io credo di no. Allora, vediamo intanto un servizio della TV di Treviso per un incendio che è scoppiato a San Fior. Sentiamo. Siamo a San Fiori in via Nazionale, un'abitazione con la statale Portana. Un anziano è stato anche portato in pronto soccorso per una lieve intossicazione. I familiari sono usciti di casa riuscendo per fortuna a salvarsi dalle fiamme. Ha preso fuoco una camera. I vigili del fuoco sono intervenuti da Treviso, Pordenone, Conegliano, Montebelluna, erano già impegnati in un incendio in un'altra abitazione che c'è stato poco distante a San Fior di Sotto. Una persona intossicata, fortunatamente non ci sono gravissime conseguenze. Intanto vediamo anche a Bardolino, dove i vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la scorsa notte per spegnere un incendio divampato alle 2 in una palazzina a Brenzone del Garda. Il rogo, la cui causa è in corso di accertamento, ha distrutto l'appartamento al piano terra, danneggiando quelli ai piani superiori. Solo il proprietario della palazzina è rimasto ferito lievemente, ma nonostante l'intervento dei sanitari del SUE 118 non si è reso necessario il ricovero in ospedale. Dopo la messa in sicurezza lo stabile è stato dichiarato inagibile. E c'è stata, come vi abbiamo detto ieri, una notte da incubo per un gruppo di 3 ragazzi padovani che erano rimasti bloccati nella bufera di neve a cima del Grappa, a 1700 metri di quota. I 3 sono stati portati in salvo dal fuoristrada dei vigili del fuoco. L'auto bloccata nel bel mezzo di una tormenta di neve, una notte da incubo, il buio, il freddo e la paura di non riuscire a tornare a casa. Un'escursione nonostante le critiche condizioni meteo che un gruppo di 3 ragazzi di 20 anni di Padova ha deciso di intraprendere a 1700 metri d'altezza, a circa 1 chilometro dalla vetta di cima del Grappa, nel comune di Borso del Grappa. Avventura che poteva trasformarsi in tragedia perché le temperature rigide e la bufera di neve hanno sorpreso i 3 ragazzi rimasti bloccati con l'auto in panne. Al rientro dall'escursione, infatti, i ventenni, a causa di un guasto, non sono più riusciti a mettere in moto l'auto. Il buio che si faceva sempre più fitto e la paura hanno incoraggiato i ragazzi a lanciare l'allarme al 115 alle 3 del mattino. Intervento immediato dei vigili del fuoco, accorsi sul luogo con un fuoristrada, non senza difficoltà, per portare i giovani in salvo. I ragazzi sono stati portati ormai alle prime luci dell'alba in un bar a valle lungo la strada per Borso del Grappa, dove sono stati poi raggiunti dai familiari.
immobiliari. Le operazioni di recupero dell'auto sono avvenute in mattinata non appena le condizioni meteo hanno permesso la risalita alla vetta. Fortunatamente nessuno dei 3 ragazzi è rimasto ferito. Il servizio di Eddie Kaliman ovviamente è stata un'altra ondata di maltempo e fa ancora freddo, farà freddo fino a domani. C'è stato, soprattutto sono state piogge intense, possibili, si prevedono anche delle gelate, una primavera travestita da inverno che ha provocato diversi danni all'agricoltura. È arrivato l'allarme dai produttori vitivinicoli che rischiano di perdere quasi l'intera produzione. Se le temperature dovessero abbassarsi ancora più andremo a perdere quasi un 90%, in quanto abbiamo quasi un 40 centimetri di germoglio che andrebbe completamente bruciato. Dalla piena estate al quasi inverno a rischio il 90% della produzione vitivinicola del territorio a causa dello sbalzo termico che potrebbe portare presto a nuove gelate fuori stagione, neve a bassa quota, pioggia e freddo, ghiaccio che potrebbe ricoprire i filari di viti da un momento all'altro. Le possibilità sono molto alte, in quanto abbiamo neve in bassa quota, intorno ai 700-800 metri, e poi le previsioni dei prossimi giorni non promettono niente di buono. Possibili gelate quindi che andrebbero a bruciare germogli appena nati, già rovinati e indeboliti dalla grandine dei giorni scorsi. Ecco, questo germoglio ne risente in primis da queste temperature, da questo freddo, in quanto è il neonato e di conseguenza si trova a dover crescere con questo clima rigido. E se qualcuno corre ai ripari con i falò accesi tra un filare e l'altro per evitare il congelamento, per alcuni produttori del territorio è già troppo tardi. Abbiamo già dei riscontri nella nostra zona, nel Vicentino, ma a livello anche veneto, che sta facendo già diversi danni. E non capita tutti i giorni di sentire notizie riguardanti persone che trovano un portafoglio, trovano dei soldi e li restituiscono, e ogni tanto invece succede esattamente il contrario. Sentiamo. Durante la chiusura del negozio, verso le 8:30 di sera, quando faccio la resa dei giornali, ho trovato un borsello sotto il bancone vicino alla cassa e ho guardato dentro, c'erano soldi, ho trovato anche il documento, ero un mio cliente, l'ho avvertito e nulla, è venuto a riprendere il borsello. La cifra che il titolare dell'edicola di Chiarano trova è di quasi 12.000 euro divisi in banconote di vario taglio. Il tutto è di proprietà di un imprenditore, suo cliente, visto che dentro al borsello vi era anche un documento identificativo. Riccardo Bravi, che gestisce l'attività servizi di quartiere in via Don Giovanni Zanardo, non ci pensa un attimo e lo contatta quando si imbatte in tutto quel denaro. Il fatto è avvenuto un anno fa, non ha esitato sul da farsi, d'altronde non capita certamente tutti i giorni di trovare una somma così, altri magari avrebbero fatto diversamente, ma Riccardo no. Normalmente è una cosa che faccio con tutti i clienti, restituire gli oggetti che trovo. In questo caso era una cifra importante e sicuramente era l'incasso della giornata o comunque della settimana, e quindi è giusto che quando sbaglio io gli altri mi aiutano, quando gli altri sbagliano li aiuto anch'io. Non è il primo caso di generosità avvenuto nella Marca trevigiana. Pochi giorni fa a Conegliano il dipendente della pasticceria centrale Lorenzo Freschi ha restituito il portafoglio di una cliente affezionata con quasi 360 euro all'interno. Ancor prima un altro episodio era accaduto invece a Vittorio Veneto con un barista che ha trovato e riconsegnato 2.000 euro. Ora anche Riccardo ha deciso di raccontare il suo gesto, credendo che possa essere un esempio per chi in futuro potrebbe trovarsi di fronte a situazioni come queste. E penso sia un dovere civico di tutti i cittadini, e comunque facendo sempre fatto parte anche del Rotary per tanti anni, e quindi è una cosa normale aiutare e non cercare di ottenere il proprio con il proprio lavoro, e non fregando o derubando chi poi magari ha più bisogno. Ci sono spacciatori che sono traditi dalla paura, si agitano quando arrivano
i carabinieri per un controllo, ed è andata così che è stato arrestato un uomo che a Mussolente, un 25enne che a Mussolente aveva in casa marijuana ed altre sostanze stupefacenti. Tradito dall'agitazione, arrestato poi da carabinieri per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nei guai un 35enne di Mussolente che nascondeva in casa marijuana, cristalli di metanfetamina e una busta con denaro contante per quasi 2.200 euro. Tutto iniziato da un controllo di una pattuglia dell'Arma nel parcheggio Parco della Vittoria Mussolente. L'uomo, alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi di uno spinello che stava fumando, gettandolo agitato sul tappettino dell'auto. Gli agenti, notando lo stato d'ansia del 35enne, hanno controllato la vettura trovando una bustina contenente 7,5 grammi di marijuana e nel portafoglio 250 euro in banconote di piccolo taglio. Immediata la perquisizione nell'abitazione del misquilese, trovato nel bidone di plastica della camera da letto un sacchetto trasparente con all'interno oltre 55 grammi di marijuana, nascosti in un armadio invece 3 grammi di metanfetamina, tabacco sfuso e contante per oltre 2.000 euro. L'uomo è stato dichiarato in stato di arresto ai domiciliari nella propria abitazione. L'ex guardia giurata che aveva sparato contro un'auto dei banditi dopo un colpo ad un bancomat, che sparando aveva ucciso uno di questi rapinatori, era stato poi condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione, perché i giudici hanno considerato che non si sarebbe trattato di una legittima difesa, e ha vissuto una giornata particolare perché ha potuto rivedere i suoi cani. Giornata speciale, anzi 3 giorni speciali in carcere a Montorio Veronese per Massimo Zen, l'ex guardia giurata condannata a 9 anni e 6 mesi di reclusione per l'omicidio di un giostraio che stava fuggendo dopo alcuni colpi al bancomat. La moglie di Zen sui social racconta con emozione il primo incontro dopo 308 giorni di reclusione tra Zen e i suoi cani Igor ed Esther. A rendere possibile l'incontro è stata la pensione per cani Orme Oltre le Mura, che si trova proprio all'interno della casa circondariale di Verona e gestita dall'associazione La Città degli Asini, che ha tenuto i cani in pensione, permettendo poi a Massimo Zen di vederli. 2 Staffordshire molto legati a Zen e che hanno avuto il compito di fargli trascorrere qualche momento di sollievo, in un incontro ovviamente molto emozionante per l'ex guardia giurata, che ha chiesto di svolgere volontariato all'interno del carcere proprio per l'attività legata alla presenza di cani così importanti in contesti del genere. Vediamo i titoli del Corriere delle Alpi, una notizia che riguarda una 14enne portata via da casa perché ha denunciato i genitori per maltrattamenti. Ha segnalato maltrattamenti da parte di padre e madre, la magistratura l'ha collocata in una comunità. Il piano della Regione Veneto contro le liste d'attesa, overbooking, visite serali e un freno all'Intremegna. Collegamento con la Pusteria e coi soldi, firmato l'accordo con fondi di confine. E poi la notte invernale in piena primavera, tra i 25 e i 40 centimetri di neve fresca, dai 1000 metri in su. E proprio questa ondata di maltempo, il ritorno dell'inverno, ha in qualche modo favorito le terme Eugane, che vedono un boom di prenotazioni per il ponte del 25 aprile. Sentiamo i particolari da Padova. Buongiorno direttore, sì, buongiorno ai telespettatori, da me, da Federico Cibotto. Dici bene, c'è questo maltempo che paradossalmente sembra aiutare invece il ponte alle Terme Eugane. C'è anche questo collegamento col fatto che proprio domani parte il contributo d'accesso a Venezia, che potrebbe in qualche modo essere collegato. Il sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato, boom di prenotazioni proprio nelle ultime ore, vacanze fredde e terme calde invece.
Sì, eravamo già oltre il 70% di prenotazioni, adesso stanno aumentando proprio in questi giorni, proprio complice anche le temperature un po' rigide che invogliano a usufruire dell'acqua calda naturale che abbiamo nel nostro territorio. Turisti italiani, famiglie, ma anche il ritorno dei turisti stranieri, tedeschi, austriaci, svizzeri, tedeschi, e questo è un segnale incoraggiante perché è tutto quel turismo che permane di più rispetto al turismo italiano e sta aumentando proprio costantemente le presenze nel nostro territorio, perché i dati della regione ci dicono che è un trend che ha interessato gli ultimi 4 mesi, quindi è un trend che proseguirà probabilmente per tutto il 2024, dove saremo impegnati a ritornare come destinazione termale a fare promozione all'estero, perché dobbiamo ritornare a fare questo tipo di comunicazione verso i mercati esteri, evidenziando una unicità che abbiamo nel territorio, che sono le nostre terme, un nostro brevetto europeo per la nostra fangoterapia che consente non solo di curare artrosi e sintomi reumatici, ma ha anche degli effetti di prevenzione, quindi va bene per gli sportivi perché deve recuperare più velocemente, quindi si adatta anche a un pubblico più giovane. Ecco, dicevamo del ticket, di questo contributo d'accesso. Domani giornata importantissima a Venezia, perché parte questa iniziativa per il momento sperimentale, ma che sta facendo discutere. Ci può essere un collegamento con voi, con le terme, legato magari a turisti che poi si allungano da voi? Abano è vicina a Venezia, è baricentrica rispetto a tante località, in mezz'ora si è a Venezia. Abbiamo molti turisti che oltre ad andare a Padova, nei nostri colli, vanno anche a Venezia, e noi dovremo informare correttamente di questa novità, perché l'informazione naturalmente rappresenta il primo passaggio decisivo, proprio per far capire quelle che sono le novità che ha introdotto il Comune di Venezia. Quindi sarà un compito che ci assumiamo anche attraverso il nostro yacht di destinazione, che accoglie molti turisti e che naturalmente ha fra i suoi compiti anche quello di informarli. Grazie da una fredda Abano Terme al sindaco Federico Barbierato. Direttore, io e Federico Cibotto ti restituiamo la linea. Grazie molte, grazie molte, teneteci aggiornati. È un'ottima scelta quella di andare alle terme con il freddo, a riscaldarsi un po'. Vediamo a Venezia il ticket d'accesso, vediamo il servizio di Emiliana Costa del Gazzettino su un vademecum, vediamo. D'accesso al via. Da giovedì 25 aprile per visitare la città d'acqua i turisti giornalieri dovranno dimostrare di essersi registrati al portale del Comune di Venezia e aver pagato il ticket di 5 euro, a meno che non si rientri nelle categorie esentate. La sperimentazione durerà fino al 14 luglio con 29 giornate interessate. Cosa fare dunque? Sia gli esenti che i paganti devono accedere al sito cda.ve.it e registrarsi rispettivamente nella sezione esenzioni o pagamento del contributo. Ma chi sono gli esenti? Forze dell'ordine, minori, disabili, studenti, lavoratori, residenti in Veneto. Per i veneziani invece basterà mostrare un documento di identità. I turisti con obbligo di pagamento sono quelli che provengono da un'altra regione e non pernottano in strutture ricettive in cui si paga già la tassa di soggiorno. Il QR code dovrà essere esibito dalle 8:30 del mattino alle 16, poi il centro storico torna free. E questo era il vademecum del Gazzettino. Vediamo i pareri così dei cittadini. Siamo andati a sentire i trevigiani in vista del contributo d'accesso che diventa realtà da domani. Ci sono ancora molti punti da chiarire e soprattutto i cittadini chiedono anche che cosa si deve fare proprio per prenotarsi. Vediamo. Io ho l'impressione di non aver capito niente, ma ho 83 anni, perciò... Lei ha capito come funziona? No, non mi sono informato tanto. Ho sentito, ma non ho ancora capito bene il meccanismo. No, non so niente.
con credit card. Ai nastri di partenza il contributo d'accesso per Venezia. Eppure, tra trevigiani e veneti incontrati questa mattina in stazione c'è ancora un po' di confusione. C'è tutta una registrazione su internet, è molto complicato. Io penso agli anziani come devono fare. Cioè, so che bisogna andare su internet a scaricare un QR code. Ho sentito solo che si deve pagare l'entrata, ma non so come. No, in realtà no, ma non so neanche se effettivamente l'hanno implementato oppure no, quindi non ho idea. Si parte il 25. Ah, ok. E di quanto sarebbe l'importo? Più preparati i turisti che il contributo lo dovranno pagare, a patto che non abbiano già una prenotazione in albergo. You know? Yes. Yeah? From Thursday? Yeah. Yeah. It's true? Yes. Yeah. You pay... Yeah, that's not a problem. You mean with Intendi il biglietto per il treno o per... For entrance in the city. No, we no, don't non know. so, We dobbiamo should pay. pagare? No high price. Yes, we understand. Non è un prezzo alto per noi, noi abbiamo capito perché ci sono troppi turisti. È una buona idea. A sorpresa, ad apparire meno convinto della bontà della misura è proprio chi risiede in Veneto. Però non va bene secondo me, perché viene diminuito il flusso dei turisti, cioè saranno meno entrate per il comune di Venezia secondo me. Mi sembra un'ennesima presa in giro per noi cittadini e comunque una cosa che non risolve minimamente quello che è il problema. Quest'uomo, trevigiano, lavora a Venezia. Ho stampato un voucher, insomma, che mi permette di entrare senza problemi, insomma. Secondo lei per le altre persone sarà un deterrente, magari per i veneti anche solo doversi prenotare? Credo di sì. Per i veneti credo di sì, per il turismo in generale non credo. Adesso che devi prenotare ci penserai 2 volte prima di andare? Probabilmente sì. Il treno intanto è partito e indietro non si torna. Il 25 aprile scatta il contributo d'accesso a Venezia. Servizio di Anna De Roberto, meno 5 giorni intanto alla storica visita di Papa Francesco. Nella sua seconda tappa in città il pontefice incontrerà i giovani nel piazzale della Basilica della Salute, un privilegio per 20 giovani che arriveranno da ogni diocesi, e a Treviso abbiamo incontrato uno di loro, Massimiliano Agostini. Io andrò assolutamente completamente affidato, come ho detto prima, e col cuore aperto. Cuore aperto, orecchie in ascolto. Massimiliano Agostini è uno dei 20 giovani trevigiani di Azione Cattolica che avranno il privilegio di incontrare Papa Francesco domenica nella seconda tappa della sua visita, l'incontro alla salute. In Azione Cattolica, nel settore giovani da quando aveva 10 anni, Massimiliano racconta di come il numero degli iscritti ad Azione Cattolica della diocesi di Treviso, quella con più giovanissimi d'Italia e iscritti d'Italia, sia crollato dal 2000 in poi, passando dai 12.000 ragazzi fino ai 5.000 al tempo del Covid. Quest'anno gli iscritti stanno toccando quota 7.000. Chiederanno dunque a Papa Francesco un aiuto per dare vigore al loro lavoro quotidiano di cura verso l'associazione che li rappresenta. I giovani hanno bisogno di delle associazioni, come siamo noi, che riescano ad arrivare dove la Chiesa e istituzione non arriva. Nel senso che noi siamo Chiesa, facciamo parte della Chiesa, però quell'aiuto, quello sguardo, quella carezza che la Chiesa come istituzione clericale non riesce a portare negli ambienti di vita di tutti i giorni. Camminare insieme in un'associazione, continuare ad essere comunità aggregante. Un Papa speciale, Francesco, entrato nel cuore dei giovani come da tempo non accadeva. Ci ha avvicinato molto per le parole semplici e per gli esempi di vita vissuta chiara che ci ha dato, che forse è quello di cui abbiamo bisogno per avere un indirizzo. Domenica basterà uno sguardo ed una stretta di mano per i giovani del Veneto e del Triveneto che il Papa farà ritrovare un auspicio, che sarà la preghiera che al Santo Padre questi giovani affideranno. L'idea è che comunque anche nell'associazionismo devono essere campanilisti nella nostra associazione. Questo, l'unitarietà delle associazioni. Andiamo in diretta, restiamo a Venezia, andiamo in diretta in piazza San Marco perché il Paron de Casa, cioè il campanile di San Marco, sta perdendo pezzi dalla cuspide. Sentiamo subito Ilaria Marchiori.
Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Noi siamo proprio riusciti a parlare poco fa con l'architetto Mario Piana, che è il proto della Procuratoria di San Marco, che ci ha spiegato realmente che cosa stia accadendo. Ha voluto specificare più e più volte che il campanile non sta perdendo assolutamente pezzi, che non cade nulla. Qui adesso cerchiamo di farvi anche vedere un po', provo a spiegarvi qual è la situazione grazie alle immagini che sta effettuando Simone Merlo, ma si tratta solamente di un inizio di studio. Ha proprio voluto specificare l'architetto Piana perché all'interno, quindi proprio nella struttura che si trova internamente, cerchiamo di capire, cerco di spiegarmi per non utilizzare termini troppo tecnici, l'intelaiatura interna dell'ultimo tratto della torre che sta espellendo i cosiddetti coprispalla. Cerco di farvi capire più o meno dove vedete gli archetti, ok, i 4 archetti, la parte superiore fino poi alla guglia dove arriva l'angelo, internamente inizia ad avere alcune fessure. Ovviamente potete capire che la struttura, essendo così antica, ha bisogno di interventi importanti da poter eseguire al suo interno, e proprio per questo si è deciso di porre al vaglio uno studio specifico con esperti, architetti, esperti di materiali vari, proprio per capire come poi intervenire e metterlo in totale sicurezza. Però ho voluto specificare proprio che non è caduto nulla e non cadrà nulla. Questo l'ha voluto dire anche perché non si crei allarmismo né tra i veneziani né tra chi tra qualche giorno verrà in città per la visita del pontefice. Lo ricordiamo, domenica 28 aprile qui proprio in piazza San Marco ci sarà Papa Francesco, e è già stato allestito il palco nella parte in fondo. Ora probabilmente non riuscite a vederlo perché lei direttore lo sa bene, piazza San Marco soprattutto in questo periodo è ricca di turisti, quindi si vede poco fino appunto in fondo alla piazza, ed è stato tra l'altro novità proprio di ieri sera e oggi già posizionato anche il famoso ponte di barche da cui poi passerà il pontefice per arrivare qui in piazza San Marco dalla Basilica della Salute, dove incontrerà i giovani, dopo invece essere stato nella carcere della Giudecca per incontrare appunto le detenute. Ilaria, intanto grazie sì. per le notizie che ci hai appena dato, però volevo chiedere l'arrivo del Papa ovviamente, ma anche chiederti dell'aria che si respira in vista, ormai c'è il conto alla rovescia, domani parte il ticket d'accesso, che aria si respira a Venezia? Ci stavo proprio arrivando, direttore, parlando dei tantissimi turisti. Ormai mancano meno di 24 ore all'entrata in vigore della fase sperimentale del contributo d'accesso, che appunto partirà domani 25 aprile, una giornata che sarà definita storica per la città, è già una giornata storica appunto per la città. Ovviamente l'aria che si respira soprattutto da parte dei veneziani è quella sia di dubbio, perché appunto sono in moltissimi a non condividere questa decisione che è stata presa dall'amministrazione, basandosi comunque poi su una legge del governo che ha dato la possibilità, di questo ne abbiamo parlato a lungo soprattutto nelle ultime settimane, e ricordiamo che domani, oltre a esserci parte dei rappresentanti dell'amministrazione, moltissime forze in campo per poter spiegare a chi arriverà in città e non fosse a conoscenza di quello che prevede il contributo d'accesso, ci saranno moltissimi comitati, associazioni contrari all'entrata in vigore di questa misura, e dunque non mancheranno domani le proteste. La città è comunque pronta ad affrontarle. Oltre a comitati, associazioni cittadine, ci saranno e saranno uniti anche molti cittadini. Non mancheranno, e questo ve lo possiamo anche dire, ormai manca pochissimo, non
mancherà un blitz, un'iniziativa singolare da parte dei cittadini di Venezia.com, ma non è dato appunto sapere nemmeno a noi di che cosa si tratterà. Sarà comunque un qualcosa di scenografico, come sempre contraddistingue le loro rappresentazioni, e dunque sarà una giornata importantissima anche sotto questo punto di vista. Documenteremo anche noi con collegamenti in diretta come starà andando. Sono già stati posizionati i totem per spiegare a chi si recherà in città come funzioni il contributo d'accesso, per chi non lo sapesse e si trovasse sorpreso, quindi e con molto personale anche che spiegherà a chi arriverà alle porte di Venezia che cosa succede, e ovviamente il fronte del no, quelli che protesteranno e cercheranno in tutti i modi di contrastare l'entrata in vigore di questa misura, che, lo ricordiamo, è in fase sperimentale e terminerà a metà luglio. Si tratta comunque di 29 giornate, le giornate più calde, quelle considerate di maggior flusso turistico, e quindi poi mano a mano si capirà anche come agire successivamente in base a quello che accadrà in questi mesi e a come andranno queste 29 giornate. Ci sono altre domande, direttore? Grazie, perché sei stata molto esauriente, grazie Ilaria, grazie molte. Grazie a te. Chi è l'operatore? Ponchio, Sandro Ponchio? A voi. Simone Merlo. Simone Merlo. Bene, grazie molte. Buon lavoro, arrivederci. Allora, intanto domani è il 25 aprile, una festa che è stata raccontata dall'Associazione Nazionale Partigiani, che spiega il grande legame che c'è tra questa festa e quella del 2 giugno. Ce l'abbiamo? Padova si prepara a festeggiare il 25 aprile con la cerimonia tradizionale davanti a Palazzo Moroni per commemorare i caduti della Resistenza. L'ANPI, come sempre, ricorda l'importante significato di questa giornata che ha segnato l'inizio dell'Italia moderna. È la nascita del nostro paese come è nato dopo la guerra, diventando una repubblica democratica, fondata sul lavoro, dice l'articolo primo della Costituzione, una repubblica che assicura uguaglianza di diritti, solidarietà, chiaramente non sempre garantita perché la Costituzione non è sempre stata attuata, anzi adesso si cerca anche di stravolgerla, però questo è, quindi nasce l'Italia moderna. 25 aprile 1945, 2 giugno del 1946, due date legate una all'altra. Se non ci fosse stato il 25 aprile è scelto perché è la liberazione di Milano e di Genova fondamentalmente, quindi perché poi ci sono a Padova, Padova viene liberata il 28, si arriva addirittura ai primi di maggio, l'ultima uscita del Trentino Alto Adige, però fondamentalmente viene riconosciuto il 25 aprile come data ufficiale. È chiaro che il collegamento c'è, teniamo conto che il 25 aprile del 45 e 2 giugno del 46, perché evidentemente per arrivare a questo ci vuole qualche tempo. Speriamo che sia un 25 aprile sereno, senza le solite polemiche tra centrodestra, centrosinistra, 25 aprile sì, 25 aprile no, e le polemiche anche recenti sulla RAI, Scurati o Scurato il suo monologo, e sono tutti lì che cascano dal pero e si stupiscono. Si stupiscono di che cosa? Del fatto che oggi sia stato tolto di mezzo un monologo antifascista, che è giusto, sarebbe stato giusto invece ovviamente non censurare. Ma quante censure ci sono state alla RAI negli ultimi decenni? Ma vogliamo così indugiare sulla censura di Scurati e dimenticando tutti coloro che sono stati esclusi perché non amici del conduttore da una parte e dall'altra, a seconda dei governi che si sono alternati? Ma voi avete presente le trasmissioni, certe trasmissioni della RAI dove c'è soltanto la clac, c'è soltanto un solo genere di ospite perché è gradito a quel partito, quel programma, e non è gradito ad altri? Cioè lasciamo veramente, sono polemiche che fanno venire il latte alle ginocchia perché non tengono conto delle mordacchie, delle censure, di tutte quelle cose da minculpop che sono state fatte negli ultimi anni e non solo di recente. A proposito di fascisti e antifascisti, vediamo com'è andata ieri sera
in Consiglio Comunale a Vicenza, è passata la clausola antifascista voluta dalla maggioranza e quindi i consiglieri comunali Fratelli d'Italia se ne sono andati. Vediamo. C'era una volta a Vicenza la clausola antifascista, introdotta da Achille Variati, era stata modificata da Francesco Rucco, che da sindaco aveva sostituito la formula da far sottoscrivere a chi chiede uno spazio pubblico. Non più il ripudio del fascismo, ma il rifiuto di ogni totalitarismo e della violenza a fini politici. Oggi, col ritorno del centrosinistra al governo della città, la clausola antifascista verrà reintrodotta dal nuovo primo cittadino, Giacomo Possamai, come annunciato anche in campagna elettorale. Noi abbiamo detto in campagna elettorale e anche in questi mesi che torneremo a reintrodurre la clausola antifascista. Una decisione politica che oggi approda in Consiglio Comunale, ma la modifica del regolamento per reintrodurre la clausola riserva una sorpresa. Non si torna infatti alla formula dell'epoca di Achille Variati, nessun esplicito ripudio specificamente del fascismo, ma un più generico impegno a rispettare i principi, le norme, i valori della Costituzione italiana, che è repubblicana e democratica ed è anche antifascista, sì, perché vieta la riorganizzazione del partito fascista. Però un conto è impedire l'organizzazione del partito fascista, un altro conto è costringere con una clausola chi chiede uno spazio pubblico a dichiararsi antifascista, che invece rientrerebbe nella libertà di pensiero riconosciuta e tutelata dalla Carta fondamentale. Un aspetto dunque da considerare non a tutela del fascismo, ma della Costituzione liberale. Per questo il centrodestra era pronto a far ricorso al TAR per incostituzionalità, ma non ce ne sarà bisogno perché non verrà reintrodotta nessuna clausola antifascista. La formula sarà calibrata in modo diverso. La paura del riconoscimento dell'anticostituzionalità li ha portati ad annacquare quella clausola, facendola diventare un richiamo generico alla Costituzione, e quindi devo dire da questo punto di vista una marcia indietro. La nuova clausola, come già aveva fatto Rucco, chiede il ripudio di ogni regime dittatoriale e non di uno in particolare, ma di più. Per avere uno spazio pubblico a Vicenza si dovrà rifiutare giustamente ogni discriminazione basata su etnia, identità, orientamento sessuale, lingua, religione e opinioni politiche. Insomma, chi la pensa diversamente va rispettato. Lo dice la Costituzione, lo richiama il regolamento di Vicenza. Quanto è successo anche ad esempio da parte dei centri sociali in città di recente nei confronti di Vannacci dimostra come non ci sia un riconoscimento della libertà di parola, di espressione, di opinione politica, come previsto peraltro dalla Costituzione. Quindi Possamai avrà il suo bel da fare a dimostrare e a spiegare ai centri sociali che dovranno sottoscrivere questa clausola anch'essi per avere uno spazio pubblico. Che privilegio è lavorare in un network libero dove non ci sono le grinfie dei partiti, dove siamo liberi di fare quel che vogliamo e di dire ciò che vogliamo e di dar la parola a tutti, a tutte le campane, non soltanto ad alcune come è avvenuto troppo spesso alla RAI, con appunto mordacchie, censure, silenziatori e altri interventi che tendono a tarpare le ali a chiunque voglia esprimersi, e soprattutto senza far riferimento a fascisti, antifascisti. No, il nemico è la violenza e l'intolleranza da qualunque parte queste derivino. Pubblicità. In diretta con Focus TG, domani il 25 aprile vedo in diretta Vanessa Banzato con i fanti da Bassano del Grappa, sentiamo. Sì, a Tezze sul Brenta, a Belvedere, nella frazione di Belvedere di Tezze sul Brenta ci sono i bambini, le bambine della scuola elementare a cui viene consegnata in questa giornata la bandiera tricolore, la bandiera italiana, simbolo di pace, simbolo di libertà, proprio a ridosso tra l'altro di questo 25 aprile, giornata della liberazione. Con me Francesco Cerantola, che è il presidente della sezione Fanti di Tezze sul Brenta. Una ricorrenza, Francesco Cerantola,
Cenerentola che si ripete ormai da diversi anni ed vuole essere proprio un messaggio che vuole essere lanciato alle giovanissime generazioni. Sì, è un'iniziativa che facciamo da circa 15 anni, consegniamo a tutti i ragazzi di quinta elementare del comune, che sono circa 150 ogni anno, il tricolore con un pieghevole dentro che spiega il significato del bianco, il rosso e il verde, dell'inno di Mameli, il Piave e il Grappa. È una ricorrenza che facciamo perché vogliamo portare in tutte le famiglie di Tese sul Brenta, famiglie giovani, perché i ragazzi hanno di quinta elementare, hanno i genitori che sono giovani. Vogliamo portare una bandiera, il tricolore, che è segno dell'appartenenza dell'Italia proprio in questo periodo, che siamo vicino al 25 aprile, festa della liberazione. Tra l'altro questo tricolore deve e vuole rappresentare la pace, soprattutto in questo momento così difficile che stiamo attraversando, anche se indirettamente noi qui in Italia, vuole significare la libertà. Pace e libertà che si devono guadagnare giorno dopo giorno. Esatto, noi fanti facciamo, oltre a questa cerimonia, facciamo anche ricorrenze nei vari monumenti per ricordare e far ricordare tutti i nostri caduti per la pace e per la libertà dell'Italia, per poter sventolare questa bandiera in libertà, cosa che in qualche paese non possono fare. Più che mai allora diventa importante il coinvolgimento dei bambini e delle bambine. Esatto, perché la guerra qui in Italia c'è da parecchi anni che non c'è. Per ricordare e tenere vivo il ricordo del sacrificio dei nostri nonni, diciamo, no? È importante continuare a ricordare questi avvenimenti. Grandissimi fanti che vanno a spiegare ai bambini proprio il valore della libertà, che non è un diritto, sarebbe bello averla di diritto, ma invece va conquistata e va difesa sempre con le unghie e con i denti. E purtroppo sono molto liberi i delinquenti e i balordi a Vicenza, che ne fanno di tutti i colori, in particolare degrado e alcol nel centro storico. I commercianti e i cittadini si lamentano di questa situazione, in particolare in Piazza Biade. Io al mattino devo passare il negozio perché sporcano su per le vetrine, lasciano bottiglie e di tutto, insomma, ecco. Poi assolutamente che è da considerare è il fatto che ci vorrebbe un po' di controllo maggiore da parte della polizia o delle forze dell'ordine. Situazione notturna di Piazza Biade, degrado, episodi di malcostume che vengono segnalati da cittadini e commercianti, soprattutto nel fine settimana, e che riportano a galla il tema del decoro in centro storico. Le segnalazioni riguardano appunto lo spaccio, il degrado, episodi e scontri violenti. Io stesso, noi stessi cittadini, perché io sono un cittadino e sono dalla parte dei cittadini, passando per l'area abbiamo potuto constatare queste situazioni dove ci sono violenze, dove ci sono scontri verbali accesi, dove c'è spaccio, dove c'è consumo di sostanze stupefacenti, dove spesso si è sfiorata la rissa che si è verificata proprio l'altra sera. C'è degrado, ci sono ragazzi che si ubriacano, fanno casino, non c'è controllo. Allora io dico alle amministrazioni: più controllo, multe se è possibile farle, e quelli che buttano le carte o le cicche per terra devono essere puniti. Sta arrivando la bella stagione, cominciano ad arrivare i ragazzini che magari da casa si portano qualche bottiglia da bere e poi lasciano un po' il disordine in centro storico, sporcano anche i monumenti. Se il centro storico fosse vissuto, adesso con la bella stagione sicuramente arriva anche più gente, anche i ragazzi prima di fare determinati danni forse ci pensano due volte. La situazione è quella appunto del degrado e chiediamo all'amministrazione se possibile di far sì che vengano fatti maggiori controlli, e ci vuole un po' di senso di civiltà maggiore. Questa è una città UNESCO, una città del Palladio, una città che vive conosciuta nel mondo e credo che si meriti molto di più, insomma, sotto tutti i punti di vista. Sicuramente il ripristino del terzo turno della polizia locale dismesso dall'attuale amministrazione nell'autunno scorso è una necessità ormai impellente che bisogna attuare di nuovo. E l'ultima rissa in ordine di tempo a Vicenza è quella di San Felice, quindi anche qui si chiedono maggiori controlli e maggiori sicurezza.
quartiere Santi Felice e Fortunato, quartiere ad alta tensione in cui residenti e commercianti segnalano ormai da tempo schiamazzi, liti, l'ultima avvenuta ieri sera, un diverbio violento tra extracomunitari, situazione per la quale chiedono maggiori controlli e maggiore sorveglianza. Abbiamo sentito dalla loro viva voce quali sono le problematiche e le richieste. È ormai diverso tempo che qui in zona si vedono strane figure, strani personaggi che poi puntualmente corrispondono con aumento di scippi, aggressioni, soprattutto aggressioni ultimamente nelle vie laterali, e anche purtroppo, cosa che ho potuto assistere personalmente durante il giorno, delle persone che si drogano davanti alla gente come se nulla fosse. Si vede di tutto, delinquenza, praticamente si rubano le bici, si rubano i monopattini, qualche cliente che è venuto qua dentro a comprare col monopattino e il tempo di andare fuori saltano su, si portano i monopattini, per non dire altre situazioni ancora più gravi. C'è un continuo movimento di droga e le risse avvengono più di sera dopo la chiusura. Purtroppo abbiamo tanta gente un po' strana che arriva e dobbiamo un po' difendersi. Ho visto che c'è tanta polizia lì in Viale Verona, un po' più avanti di qua, non lo so cosa è successo perché non ho guardato, però è quasi tutti i giorni che qua succede qualcosa, quindi cerchiamo di essere aiutati se si può. Beh, lo spaccio è in strada e per la strada non c'è nessuna remora, nessuna vergogna di niente, vengono qua e fanno quello che vogliono. Abbiamo fatto più volte richieste, so che adesso fanno ancora altre richieste all'amministrazione e anche alla forza pubblica, ovviamente di un aumento del controllo e di più attenzione soprattutto nelle zone laterali alla sera, perché alla sera sappiamo che succede di tutto di più. L'appello c'è, ma il problema è che non si fa niente perché il fenomeno è va sempre più avanti. Il quartiere la sera non si esce, si sta molto attenti, ci sono delle zone dei marciapiedi che non frequentiamo perché ci sono ammassamenti di persone straniere e hai timore di passarci in mezzo e ci ritiriamo nel nostro. La sicurezza che ci sia qualcuno che ci guarda, perché onestamente siamo soli. Il servizio di Luisa Bertini è ormai diventata un'esperta del degrado a Vicenza. Parliamo adesso di salute e di sanità, una notizia da Treviso Today, vediamo la prima pagina, abolizione del numero chiuso a medicina, c'è stato il primo passo in Senato, la soddisfazione del Presidente Zaia che dice era ora. Il Comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato ha infatti adottato praticamente all'unanimità il testo base per dire basta al numero chiuso a medicina. E apre lunedì 29 aprile il nuovo parcheggio alla Cittadella della Salute di Treviso. Lunedì 29 aprile, dopo mesi di trattative, è finalmente ufficiale la data di apertura del nuovo parcheggio della Cittadella della Salute. Ultimati i collaudi e l'impianto di videosorveglianza, l'atteso parco a pagamento a servizio di utenti e personale dell'ospedale di Treviso aprirà le sbarre lunedì prossimo. L'annuncio del direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi al termine di una complessa trattativa con Ospedal Grando, la società del project financing della Cittadella. Avremo circa 400 posti per la gente a pagamento, diciamo 0,50 l'ora come avevamo detto, e abbiamo 280 posti per i nostri dipendenti. Chiaramente i nostri dipendenti entreranno con badge, quindi non pagheranno per la sosta perché ovviamente sono là per lavorare. Gli altri pagheranno 0,50 centesimi all'ora e quindi per un massimo di 3 ore, quindi in qualche modo
è una tariffa, chiamiamola così, bassa rispetto alle tariffe che ci sono in giro anche negli altri ospedali. Park gratis dunque per i dipendenti dell'ULSS, a pagamento per utenti e familiari dei pazienti, che potranno usufruire di una tariffa calmierata di 50 centesimi all'ora per le prime 3 ore di sosta, tariffa che salirà ad €1 all'ora per le successive. Il nuovo parcheggio rappresenterà un'importante valvola di sfogo per la sosta nei pressi dell'ospedale, quotidianamente congestionata dalle auto che non riescono a trovare stalli liberi negli attuali park gratuiti. Servizio di Marta Marangon e con i nostri registi Italo Morau e Renato Capoi andiamo a Padova per vedere l'approvazione di una serie di modifiche dell'Università di Padova riguardo alle tasse a carico degli studenti. Con una delibera del Consiglio di amministrazione, l'Università di Padova ha esteso la no tax area, la fascia di studenti che non devono pagare le tasse universitarie, da 25.000 a 30.000 euro di ISEE, ma ha allargato anche l'area di esenzione per studentesse e studenti senza requisiti di merito minimi, da 6.500 a 13.000 euro di ISEE. Inoltre conferma dell'esenzione parziale per chi presenta un reddito fino a 50.000 euro e maggiorazione delle tasse per gli ISEE oltre i 70.000 euro. Abbiamo innalzato la no tax area a 30.000 euro e questo comporta che più di 17.000 studenti non pagheranno le tasse nella nostra università e inoltre anche una decontribuzione importante per chi ha un reddito ISEE tra i 30.000 e i 50.000 euro. L'aumento dell'estensione della no tax area riguarderà, facendo una stima sulla base degli ISEE presentati per l'anno accademico in corso, circa 4.300 studentesse e studenti, mentre l'estensione dell'esenzione senza requisiti di merito 1.000 persone. Fra esenzioni totali e altri scaglioni, la media di tasse per studentesse e studenti è di circa 1.300 euro all'anno. In totale la no tax area, ovvero studentesse e studenti che non pagano le tasse, copre circa 17.000 persone. Si tratta di un passo importante nella nostra università che va di nuovo verso un diritto allo studio e un'università più inclusiva, un'università per tutti. E questa era la rettrice dell'Università di Padova. Andiamo a Bassano del Grappa, perché a pochi mesi dalla conclusione, almeno per ora, del complicato e drammatico iter che avrebbe dovuto portare capannoni, asfalto e cemento nelle campagne di San Lazzaro, arriva un nuovo progetto ad infuocare la già infuocata politica cittadina, infuocata a dir poco in vista delle prossime elezioni amministrative. Ci risiamo. Neanche il tempo di archiviare la pratica San Lazzaro che ha spaccato in due il tessuto civile, imprenditoriale e politico di Bassano, e già si torna a parlare di consumo di suolo. Stavolta la faccenda è un tantino più complessa e affonda le proprie radici nell'ultima seduta del Consiglio Comunale dell'amministrazione di Elena Pavan, quando è stato approvato un accordo pubblico-privato per il parziale trasferimento di capacità insediativa da Sarson a Viale Vicenza, ai confini con Marostica. In soldoni si sposta una cubatura per una nuova struttura e in teoria il conto dovrebbe essere a consumo di suolo zero. Ma qualcuno ha fatto i conti e i conti non gli tornano. Sentite qui. Viene spostata l'area produttiva e la capacità produttiva di 1900 metri quadri all'incirca da Sarson al Viale Vicenza, però vengono concessi ulteriori 1400 metri quadri di area edificabile praticamente, e quindi si va a perdere campagna agricola che attualmente è destinata ad area verde di pianura, spazi aperti del Brenta, come dice il piano degli interventi. Ecco qual è la richiesta degli ambientalisti, che non hanno ancora sotterrato l'ascia di guerra dopo il lunghissimo e travagliato percorso di San Lazzaro. Noi chiediamo che le aree agricole vengano tutelate in maniera diversa, che sia prevista un rispetto maggiore per la loro esistenza e per il loro futuro, e siamo assolutamente preoccupati di quello che può succedere nei rimanenti spazi verdi e agricoli di Bassano. Non è solo una questione di suolo pubblico e metrature, perché le
le nuove cubature potrebbero eliminare dalla cartolina di questo magnifico territorio dettagli piuttosto importanti. Lì c'è ancora un'importante area verde, tra l'altro questa zona che adesso verrà probabilmente edificata va a coprire coni visuali di paesaggio molto importanti e soprattutto lo sguardo non può più arrivare a vedere la colombara cinquecentesca che si trova in quella zona e con la stessa apertura. Servizio di Ferdinando Garavello, e c'è un bilancio in chiaro scuro per l'economia della provincia di Vicenza nei primi 4 mesi del 2024. Sentiamo il presidente della Camera di Commercio Berica, Giorgio Zoccato. Come sta l'economia vicentina, come è partito questo 2024? L'economia vicentina sta bene come linea di fondo. Certo, in questo 2024 abbiamo un po' il raffreddore, visto, siamo in tema, visto appunto questa tarda primavera che ci sta un po' preoccupando appunto come tema. Ma non siamo a livelli evidentemente gravi. L'economia vicentina, dicevo io, sta bene perché è un'economia forte, è un'economia con 100.000 unità di impresa che insistono sul territorio vicentino, fortemente diversificata nei settori e nei prodotti e nei mercati. È un'economia che porta la provincia di Vicenza ad essere il primo esportatore italiano pro capite, la prima provincia italiana per export pro capite è Vicenza e la terza provincia italiana per export in valore assoluto, dopo Milano e Torino. Le cose si stanno complicando, si sono un po' complicate, però io sono assolutamente sicuro che i nostri imprenditori sapranno assolutamente riprendere lo slancio e già, devo dire, noi possiamo così realizzare per la fine del 2024, ci sono dei segnali che ci inducono a riprendere un po' di ottimismo. Andiamo in pubblicità 2 minuti e poi torniamo qui con Focus TG. State con noi. Domani 25 aprile la festa della liberazione dalla morsa nazifascista. A Bassano del Grappa ovviamente saranno ricordati i martiri della Resistenza e siamo andati a sentire la voce dei cittadini. Parliamo del 25 di aprile, una ricorrenza che continua a dividere l'Italia. Cosa ne pensate? Che non dovrebbe assolutamente dividere, perché è una ricorrenza che riguarda tutti. Noi, questa Repubblica è nata proprio dalla guerra contro il fascismo, il nazismo, alla Resistenza, per cui dovremmo celebrarla. Lei partecipa di solito alle celebrazioni? Certo, partecipo in Viale dei Martiri e in corteo, sì, partecipo sempre. Perché secondo lei continuano ad alimentarsi tutte queste polemiche? Perché continuano ad alimentarsi? Perché ci sono appunto persone che non sono in grado di definirsi antifasciste, per cui sembra che definirsi antifascisti sia una colpa e invece è una parola che dovremmo tutti usare, insomma, perché dovremmo tutti essere antifascisti. E perché tutte queste polemiche? Perché in Italia si fanno solo polemiche. Io sono stato nelle forze dell'ordine, perciò lo festeggiavamo il 25 aprile. Finirà prima o poi? Non credo, con la mentalità nostra italiana non credo. Ci saranno sempre delle polemiche. Mio padre è un partigiano, era un partigiano, sono contento perché è la sua festa. Difatti siamo partiti da Vercelli, siamo venuti qua a vedere un po' qua il Museo degli Alpini, eccetera, anche se non fa parte della Seconda Guerra Mondiale. Comunque il ricordo di mio padre si fa sentire in questi posti, ecco. Il 25 aprile è una data molto importante per l'Italia, perché è la data in cui
l'Italia ha avuto la liberazione dal nazifascismo e dal vecchio governo di Mussolini. Adesso sappiamo che la politica fa di tutto per accaparrare voti, specialmente in questo periodo che di voti si cercano molto. Io dico che la politica in questo caso non c'entra, si tratta di libertà delle persone e della nazione, perciò facciamo come si deve, onoriamo chi è morto anche per la libertà e non facciamo di loro merce della politica, che è sempre, non diciamo sporca, ma in qualche modo torbida. 3 volte pace per tutti. Celebrare senza riserve, quindi se qualcuno ha da mugugnare eccetera si metta da parte, gli altri possono celebrare questa, io la chiamo festa. Finiranno mai le polemiche attorno al 25 aprile? Secondo me non hanno motivo di esserci, è stata, l'anno prossimo sarà l'80° e quindi bisogna esserci tutti in piazza contenti. E questi erano i bassanesi al microfono di Monica Smiderle. Stasera ovviamente parleremo di questo ed altro a Focus alle 21:15 con i nostri ospiti. Aspettiamo le vostre opinioni, i vostri messaggi attraverso SMS e WhatsApp, come sempre quando siamo in onda in diretta con Focus. Grazie per aver scelto Focus TG, arrivederci, buona giornata.